Bello, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi. Andiamo da una partita pareggiata in maniera incredibile per una follia di Cagiuste che ci ha fatto piangere. Detto ciò, come sempre, andiamo a cercare l'avversario di questa puntata. Vediamo cosa succede, vediamo se riusciamo a riprenderci subito. E se vi fa piacere, ragazzi, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Detto ciò, vediamo chi ci capita e chi sarà l'avversario di questa puntata. Besiktas Napoli. Besiktas Napoli, il ragazzo è abbastanza in alto in classifica. Squadra turca, cose turche, vediamo cosa succede. Sì, infatti io mi sono un po' spaventato alla fine della questione script, forse anche quello mi ha un po' condizionato. Intanto i nostri siamo tutti bene tranne Nathan che andrà in panchina e faremo giocare Leo Ostigard che non gioca da un bel po' di tempo, vediamo come se la cava. Detto ciò, andiamo al match, andiamo a vedere il nostro avversario che gioca un 4-2-4 praticamente, un attacco stellare, va bene così, un Besiktas inedito, un Besiktas fortissimo. Andiamo a vedere cosa succede. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e sbucano penne. Tengo a schivani, fra. Comunque si parte Besiktas Napoli, muovono la prima palla loro, attenzione, si partono, attenzione palla dentro, tiro di De Bruyne, Lobotka, rimpalla questa palla e poi Kvaratskhelia dentro per Osimhen che appoggia per Zielinski, contropiede incredibile, palla per Politano che si ferma, Politano va a giro, la parata di Ochoa, troppo debole il tiro di Politano a giro lì. Attenzione Cancelo, prova a chiudere Mario Rui, Zielinski ritorna su Cancelo, Lobotka, De Bruyne, Ronaldo, supera Ostigard e poi Zielinski la mette fuori con Anghissa che cerca Matteo Politano, Politano prova a cambiare tutto verso Kvaratskhelia che non riesce a metterla giù, Zielinski sì, Kvara verso Osimhen, fermatosi senza fallo dice l'arbitro. Attenzione Salah, prova ad andarsene, Lobotka in chiusura, grande Lobo, ma dai qui che sfiga assurda ragazzi, poi la mette fuori Mario Rui, palla per Politano che la mette giù, Politano appoggia Rachmani, anche sta sbattuto contro l'arbitro ragazzi, incredibile, Lobotka. Lobo, palla dentro per Zielinski, appoggia per Mario Rui, va da Kvaratskhelia che si gira, Kvaratskhelia, dribbling e palla per Mario Rui, si ferma Mario, recuperato da De Bruyne, recupera palla Mario Rui ancora, Mario Rui dentro per Kvaratskhelia, cerca subito Zielinski che si gira, Zielu, dribbling di Zielu, va dentro da Politano, la palla non arriva a Matteo per un nulla. Grandissimo recupero di Di Lorenzo che appoggia per Zielinski, prova a ridarla a Di Lorenzo, niente da fare. Anghissa provano ad attaccare loro e ci imbucano alla grande, mamma mia. Vantaggio Besiktas con Thuram. Il portiere non se l'aspettava, non ha potuto farci niente. Ci hanno penetrato delicatamente. Si riparte Osimhen, Lobot. No, però queste cose non le devo fare, raga, però. Attenzione palla dentro, Rachmani in chiusura. E prova a buttarla fuori. Attenzione, Anghissa, palla per Politano che fa correre subito Victor Osimhen che prova ad andarsene per un nulla. Per un nulla, non prende quella palla Mario Rui, break incredibile di Rui dentro per Kvaratskhelia che l'alza per Victor Osimhen in contropiede, 3 passaggi e arriviamo dentro con Victor Osimhen. Una sfida senza esclusione di colpi. Questo è il modo giusto per rientrare in partita. 3 passaggi e arriviamo in porta ragazzi. Palla dentro, attenzione Ronaldo, Lobotka in chiusura e poi Di Lorenzo la mette fuori verso Kvaratskhelia, palla per Zielinski, dentro per Politano male, quelle palle io le devo dare sui piedi e invece voglio darla in profondità e questo è il risultato. Attenzione Lobo, palla fuori, Di Lorenzo cerca Politano che ha un po' di campo libero, Politano, fallo secondo me su Politano ma l'arbitro dice di no.
recupera palla Rachmani, prova ad andare dentro da Politano, dribbling di Politano che se ne va, Politano dentro per Zielinski, cerca Kvaratskhelia che va dentro da Osimhen, golasso di Victor, azione incredibile, 2-1, passiamo noi adesso. Ci sono giocatori che vedono le cose prima che accadano. Attenzione, palla dentro, Ostigard cerca largo Kvaratskhelia, la palla non passa. Attenzione, Ostigard deve chiudere perché Mario Rui è sbilanciato, torna Salah, torna Rui, palla dentro e De Bruyne pareggiano subito. Sono passati pochi minuti per riprenderli. Pareggio immediato. Sbagliato l'uscita. Essere concentrati e convinti dei propri mezzi. Osimhen, palla per Lobotka, dietro per Rachmani, palla per Di Lorenzo, va da Politano che si gira e supera Roberto Carlos, se ne va Politano, dentro da Osimhen, poggia dietro per Anghissa, va da Lobotka, Zielinski dentro per Osimhen che si gira, Osimhen, fallo su Osimhen, abbiamo una punizione dal limite. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare ci proveremo con Zielo. Zielinski, palla sulla barriera e poi Di Lorenzo che prova a sparare, niente da fare. Besiktas prova a ripartire adesso, se ne va con Ronaldo, palla dentro, Ronaldo, no, che cazzo di gol ha fatto ragazzi. Che cazzo di gol ha fatto ragazzi. Bel gol del Besiktas. Partita incredibile. Adesso ribattiamo noi con Lobotka che allarga per Mario Rui. Mario Rui va da Kvaratskhelia, prova ad andare di tacco. Kvara cerca Zielinski. Attenzione Zielo. Errore di Zielinski. Qua è uscito Van Dijk alla grande. Lobotka recupera palla. Palla per Anghissà, cerca subito dentro Osimhen, ma la palla è presa da Rodri. Di Lorenzo prova ad andare a chiudere, palla dentro, palla fuori. Calma Aldo, calma, non ti preoccupare. Quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Meret. Il lancio lungo di Alex Meret, c'è Osimhen che deve combattere con Rodri, Rodri ha la meglio. Purtroppo attenzione, Salah. Chiusura di Mario Rui, non riesce a chiudere, c'è Ostigard adesso e poi Lobo recupera palla con Zielo che prova ad andarsene, allarga per Politano che cerca poi Victor Osimhen, si gira Osimhen, la ridà Politano, scende Politano, si chiude il Besiktas, Politano prova a penetrare, palla per Lobotka, arriva Thuram, Mario Rui allarga per Kvaratskhelia, si ferma Kvara, incredibile, Cancelo lo aspettava proprio lì, però con un po' di fortuna prendiamo fallo laterale, palla per Lobotka, appoggia per Zielinski che va da Politano, tacco per Anghissà, palla di nuovo per Politano che si allunga questa palla, palla dentro, provano a ripartire loro, Rachmani appoggia e mette fuori. Anghissà recupera una gran palla dentro per Victor Osimhen, la palla resta lì, Osimhen può ridarla a Politano, dentro niente da fare, Osi resta lì, ancora palla per Politano, dentro per Zielinski, tacco per Kvaratskhelia, palo, non ci credo, palo di Kvara, porca troia. 3-2 a fine primo tempo, partita intensa, bellissima, occasioni da una parte e dall'altra. Abbiamo addirittura tirato di più noi ragazzi, questo palo alla fine allucinante. Si riparte, secondo tempo, battiamo noi Osimhen, Lobotka dentro per Osi, errore qui di Lobo. Provano a ripartire subito loro, Ostigard, bel recupero palla, palla per Osimhen che appoggia per Anghissà, niente da fare. Rachmani esce in maniera stupida secondo me, attenzione Di Lorenzo, chiude Lobotka, Rachmani appoggia poi ad Anghissà, grada al maestro che allarga per Kvaratskhelia, si gira Kvara che si beve il difensore, Kvaratskhelia, rientra Kvaratskhelia, attenzione Kvara prova a fare tutto lui, palla per Anghissà, Politano, Kvara, Politano, attenzione l'alza per Osimhen, non ci credo che ha preso, che cazzo ha preso ragazzi, palla però c'ho alla fine. Di Lorenzo va a disturbare Anghissà, l'appoggia per Zielinski che allarga per Kvaratskhelia, Zielo dentro per Osimhen, prova ad andare da Kvara, niente da fare, difendono ancora alla grandissima,
Mario Rui recupera ancora questa palla, scende il maestro che va dentro da Osimhen. Fuori gioco di Osi. Fuori gioco di Osi. Lo so, Aldo, hai ragione. Rilancio di Ochoa, Ostigard prova ad andare su Rodri, la mette giù Anghissà. Errore di Zambo, palla dentro, attenzione Mario Rui, dentro per Thuram, gran palla, Thuram, Lobotka, chiusura pazzesca e Mario Rui la mette fuori. Kvaratskhelia prova a rientrare, scende Kvaratskhelia, allarga verso Mario Rui che appoggia per Osimhen, che prova a ridarlo a Rui, Roberto Carlos recupera questa palla, niente da fare, Di Lorenzo, Rachmani in chiusura alla grande, Amir Rachmani, errore. Merda. Recupera ancora palla Rachmani, palla per Di Lorenzo, Anghissà, vede Zielinski, Kvaratskhelia, Osimhen, Kvaratskhelia, entra Kvaratskhelia, la parata incredibile del portiere. La parata incredibile del portiere. Stiamo giocando benissimo, ragazzi. In realtà, ragazzi, meriteremo il pareggio, secondo me. Allora, andiamo con Osimhen dall'altro lato, la palla finisce come al solito comunque a Rachmani, niente da fare. Scordate che non era fa così, vabbè, attenzione, provano ad andare loro, chiusura di Mario Rui dentro per Zielinski, l'ha dato Osimhen che si gira male, serve qualche cambio, attenzione Di Lorenzo, Ostigard per chiudere su Salah, niente da fare, chiude Di Lorenzo, la mette fuori per Kvaratskhelia che appoggia Traoré, fermato male Traoré Anghissà riparte, Zielinski dentro per Mario Rui che arriva, la mette dentro, niente da fare, incredibile, non passano quei palloni. Ostigard in chiusura, Ronaldo se ne va, cross in mezzo, attenzione Di Lorenzo può andare a chiudere, ci riesce, Zielinski la mette fuori, niente da fare, attaccano ancora loro, Ostigard fuori, Zielinski allarga per Kvaratskhelia, palla per Mario Rui, dentro per Kvara, errore qui, la devo alzare quella palla se voglio fare questa cosa, e io lo so, Mario Rui recupera palla, niente da fare, Zielinski, Ostigard, rientra Salah, mamma mia. Questa è proprio una ciabattata, Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Allora 4-2-3-1. Tanto Zielo comunque l'avrei sostituito perché è stanco. Il doppio mediano. Allora vediamo chi c'è in panca. Traoré, Insetto Traoré, trequartista a questo punto. Giacomino Raspadori lo faccio già al posto di Osimhen. Tompoca Giuste al posto di Anghissà. E Olivera al posto di Rui che è stanco. Ragazzi, un po' Olivera. E niente, in difesa sono obbligato a restare così. Direi Ngong, direi pure io in realtà, anche se Politano sta alla freccia su ma è stanchissimo, e direi che va bene così, ragazzi, va bene così. Andiamo, proviamo a riprenderla. Gong, attenzione a Gong, non Gong. Meret prova a rilanciare lungo Alex Meret, ma mi sono appena dimenticato che c'è chiaramente adesso Raspadori lì, vabbè. Recupera palla, grandissimo Lobotka, Caciuste, Traoré, errore di Traoré, attenzione, ho perso un po' però di inerzia adesso, palla dentro, Haaland, grandissimo Caciuste che poi sbaglia, tiro da lontano, Meret la lascia lì, va adesso da Kvaratskhelia che può metterla giù, Kvara appoggia per Traoré ma riescono a chiudere loro alla grande, ragazzi, incredibile questa cosa. Attenzione Haaland, cross in mezzo, sbuca, lo sapevo. 4-2 Neymar. Non potevano trovare gol in un momento migliore. Perso l'inerzia. Era riuscito a opporsi alla prima conclusione, ma non poteva. Peccato davvero.
L'errore del portiere pesa sempre più degli altri. Attenzione, Kvaratskhelia appoggia Lobotka dentro per Raspa, niente da fare. Riparte il Besiktas. Di Lorenzo, Ostigard, appoggia Lobotka, allarga per Kvaratskhelia. Dribbling di Kvara, l'appoggia ad Olivera che può scendere Olivera. Scende Olivera, dribbling di Olivera che può provare il cross, ma c'era Spadori, adesso è crossato, interessante. Lobotka palla per Traoré, dentro Pengong. Recupera palla il Besiktas. Attenzione, Rachmani deve andare in chiusura. Chiude Ostigard, no, perché si gira Holland. Recupera Ostigard. Poi di tacco va da Traoré. Caciuste allarga per Gong. Non mi riesco a abituare adesso, ragazzi. Neymar di Lorenzo. Arriva Caciuste. Carlos recupera palla. Caciuste ancora. Scende Caciuste. Dentro Caciuste, cerca dentro subito direttamente Raspadori. La palla non passa, è incredibile, ragazzi. Gong recupera palla dentro per Raspadori. Incredibile, là non c'è. Ma come fate ad entrare così e non alzarmi per aria? Caciuste. Allora Pengong cerca di andare dentro da Traoré che alza questa palla. La parata di Ochoa. Finisce qui 4-2, ragazzi, perdiamo contro il Besiktas, una partita in realtà bellissima. Incredibile l'occasione che hanno perso oggi. Traditi forse dalla stanchezza, va bene. Peccato, andiamo a perdere un po' di punti. Scendiamo a 1247, perdiamo solo 16 punti perché il ragazzo era a posizione 9000, per questo.